Il Partito Democratico è impegnato nella difesa della sanità pubblica e lo sta dimostrando in tante occasioni. Siamo dalla parte dei cittadini contro la privatizzazione degli ospedali, contro la privatizzazione dei servizi ospedalieri. Per questo è così grave quanto sta emergendo nell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, dove pare che il piano attuativo approvato dalla maggioranza della conferenza dei sindaci pochi mesi fa non contenesse il capitolo delle esternalizzazioni ora pubblicato a pagina 50 e che riguarda la sanità e l'ospedale di Latisana. E risulta perciò difforme, a quanto pare, dal documento su cui i sindaci si sono espresso. Noi abbiamo chiesto l'immediata convocazione della Commissione terza in Consiglio regionale, abbiamo chiesto e stiamo raccogliendo le firme per la riconvocazione dei sindaci, della conferenza dei sindaci, per capire quello che è successo, ma soprattutto abbiamo fatto l'accesso agli atti per vedere tutta la documentazione annessa.